l'energia degli strumenti, sei capace? Avanti? Dai, ce la fai. Vai. Toccali, non aver paura, non ti fanno niente. Posso muovere la fiamma della candela? Hai tante candele e anche strumenti, lì puoi prendere tanta energia, ti puoi fidare. Fidati di quello che ti dico. Vediamo cosa c'è di là, cosa avete passato di là. Vero? Dammi dimostrazione per cortesia che siete qui. Vicino a noi. Allora, vediamo. No, grazie. Almeno la candela è toccata. Può toccare degli strumenti in alto, per favore. Ancora. Gentilmente. Dai che ce la fai. Te l'ho detto, vedi che bello. E li ho portati apposta, sono nuovi questi strumenti anche alcuni. Se tocchi quello in mezzo, quello nero, quello tela nera, quello suona. Hai visto? Hai visto che suona? No, infatti devi continuare a filmare, perché qua adesso c'è il sopra Sì, mia candela. è finita la... No, io ragazzi, adesso devo prendere anche io per la live, ok? Tanto che partite. Però vedete che mi hanno risposto. Vedete che mi rispondono un attimo? Avete visto che mi rispondono? Non voglia. Per cosa avevo detto? Perché di là non c'è così tanto, è la chiesa che c'è per loro. E lo so perché ha stato un figlio. Guarda, guarda. E mi sto avvicinando. C'hai la prende, c'hai sì. E allora no? Vedi, sono io. Allora, si vede che no. Guarda. Siamo pronti, C'è una foto qua. No, è in aereo. Adesso provo qui. Anna, vieni qua. È in aereo. Provo a mettere l'altro. Vediamo un po'. Ci fai la foto qua? Aspetta, un attimo che preparo anch'io perché sennò Brianza non ho ancora preparato niente per accendere la live. Devo accendere anche la live perché sennò è il video, perché mi serve il video di testimonianza di quello che succede. Aspetta, eh. Ok, qui il video sta andando però, eh. Oh, il mio video andava, eh. Sì, l'ho attaccato io. Brava. Brava, brava. Così non perdiamo niente. Arrivo ragazzi, mi sto mettendo i guanti perché ho freddo, eh. Ho freddo. Vedi? Cosa? Ma c'è freddo qua ragazzi, vabbè il logo, ma c'è freddo, io ve lo dico. Allora, adesso ragazzi anche per il video qua sotto, guardate che oggi siamo, ripeto, 15 febbraio 2025. Adesso cercheremo, Anna, mettiamo gli zaini laterali, sì, quindi abbiamo libero qua. Provo ad avvicinarmi, vediamo come prende, che io devo fare anche, aprire la live per tutti. Ok. Buona permanenza. Ciao. L'intro, prima l'intro faccio. Siete pronti che faccio l'intro prima? Devo fare l'intro. Dimmi quando devo partire io. Allora, adesso faccio il mio, poi fai il tuo e resta improntato tutti e due così. Nel video, che l'ha già acceso Anna. Scusate un po' di confusione, ma stiamo cercando di organizzarci e non è facile organizzarsi, ragazzi, con tutto. E adesso io devo vedere qua che non ci sia attaccato, no. Ok, perfetto. Ce l'ho sull'altro del lato, quindi devo farlo spegnere questo, perché c'ho la Bluetooth qua e non va bene qua. Ok, a posto, qui è attivato. Ok, partiamo con l'intro, così vi faccio sentire la canzone di Mac Webb e di Musa, che me l'hanno preparata appositamente, e poi partirà l'intro di Brianza e dopo facciamo l'indagine. Partiamo seriamente a fare l'indagine. Allora, vediamo dov'è l'intro.
Anna, un attimo che facciamo l'intro per favore, se no non riusciamo a far niente. Facciamo l'intro, vediamo che sia qua, speriamo. C'è qualcuno qua? Sì, mi può fare illuminare lo strumento. E Rianza, parto con l'intro. Il dono è nato, voci sussurranti pure, percepisco l'entità tramandate dal passato, generazioni non saltate, il potere consolidato, con oggetti E poi ci sono io col cappuccio perché ho freddo, ragazzi, tipo Moira. attuato. Indagini dei luoghi misteriosi, seria quando parlo, mi scoprono ambigui. Nell'amnesia c'è qualcosa, lo dimostro con evidenza. Se non c'è Rianza, nulla, lo dico con trasparenza. Walter, ti piace la musica? Amo la sincerità, Guarda. dove sta la serietà? Testimonianze, porto verità, senza ambiguità. Sì, Se hai bisogno di me per indagini paranormali, contattami in privato, segreti nelle sale. Adoro le indagini nei luoghi misteriosi, seria quando parlo, riscontri non ambigui. Nell'ambito c'è qualcosa, lo dimostro con evidenza. Se non c'è nulla, lo dico con trasparenza. guarda. Bellissima sta cosa. Grazie anime per i riscontri. Adesso aspetta che c'è l'ultimo pezzo di intro che l'ha fatto un po' in pausa un attimo. Guarda. Tutto registrato. Sono innamorati proprio della musica, guarda. Se ti piace la musica me lo fai tornare sul rosso per cortesia, quello che suona. Guarda, la conferma. Grazie. E bravo Mark Webb e Musa. Questa musica rilassa anche le anime. Preparati Walter che tra un attimo ti faccio partire la tua. Il dono è nato con Voci sussurrante, Moira. Vai, fai partire la tua. Ciao, siamo in Brianza costante. Però sono interessati, Te l'ho detto, la musica gli piace, ho visto proprio. La musica vengono matti. Ciao, Brianza Meglio. costante, siamo qua per voi. Ok, la musica gli piace. Vedi? Adesso entrano in sintonia. Io direi di provare, Brianza, sai cosa? Tu che hai YouTube lì, già pronto? Sì, adesso lo sto Servirebbe registrando. una cosa, ragazzi. Mettiamoli la canzone dell'Alleluia, che va bene a loro, piace, alle anime, da YouTube. E cerchi Alleluia in italiano.
C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Se sì, mi può far suonare lo strumento quello che c'è Vedi che sulla devo stare tavola? in fuori perché No, che mi piace la musica. adesso la facciamo sentire. Volete parlare con noi? Così facciamo una cosa fatta bene, che gliela dedichiamo. Aspetta Anna, la metto da qui dai. Vi dedichiamo una canzone che è molto bella e so che porta pace a tutti voi, a tutte voi anime. Ed è una forma anche di preghiera, vero? Anna, tutto bene? È importante che sia bene. Sì, sì, sì. Ok, gli mettiamo proprio la canzone in italiano di Alleluia, che a loro piace. Ok? Questa, eccola qua. Sei live, Moira? Sì, sì, no, sto facendo il video per il momento. Dopo Ah, facciamo ok. partire la live perché devo lasciare il telefono fuori per la live, perché qua purtroppo la linea prende, non prende qua. Sì, esatto. Aspetta, che ho sbagliato io. Scusatemi. Bello delle cose proprio queste. Ok, eccola qua. Non La conta. mettiamo dall'inizio però perché a loro piace ascoltare tutto. Anime, questa è per voi da parte di Moira, Walter e Sapevo Anna. di una melodia. Se vi piace fate illuminare tutti gli Davide strumenti. cantava Dio, ma sai che poi la musica non conta. Passando per un fa e non so la tonica, l'armonica, il repentino scrisse alleluia, 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 alleluia.
ma forse adesso non c'è neanche più quell'entità lì, però sono buone. Grazie. Grazie, Perché anime. siete venuti. Siete stati bravissimi, anime, complimenti. Noi vi adoriamo perché quando veniamo qua è per comunicare con voi e sapete che non vi porto persone che non vanno bene, ma persone della luce, non del satanico. Voi lo sapete, anche perché lo percepite anche senza che io ve lo dico. Vedi? Guarda, guarda. Sì, sì. Rispondono perché hanno voglia di comunicare. Ma se vengono persone sbagliate qua, io spero tanto di no, Anna, perché non Infatti, voglio. Infatti, già sono venute. Queste sono Quello anime che- che vanno lasciate qua tranquille, anche perché noi anime non vogliamo portarvi via, ok? Non vogliamo mandarvi via. Noi vi lasciamo Non qua abbiamo nessuna tranquille cattiva dopo. intenzione. No, no, né io né Anna né Assolutamente. Walter, non vogliamo farvi del male. Spero che lo abbiate capito bene. Se avete capito bene, mi fate illuminare ancora tutti gli strumenti, per favore. Potete farlo di nuovo? Potete far illuminare lo strumento e far suonare quello che Fate illuminare tutti e quello in mezzo con la tela nera fatelo arrivare al rosso, per favore. Così suona e lo sentite anche voi. Per piacere, Per favore. siamo qua. Se vi è piaciuta la canzone, ce la fate sentire il vostro gradimento? Facendo suonare lo strumento che c'è sull'altare, per piacere. Era una canzone per voi, Anne. Per voi. Ringraziarvi che ci avete fatto entrare qua. Ve la sentite? La sentite? Vi piace? La volete risentire? Sì, sì, fatelo illuminare fino al rosso. E tu chi è che l'ha accesa? Io. Ah, ok. Perfetto. No, volevo capire, dove sei? Ti trovi in una chiesetta sconsacrata, anima. Benvenuta tra di noi. Che cosa? Cosa? Cos'è che dobbiamo dare a te? Lo strumento quello che suona? Sì, sì. Guarda la fiamma. Perché vogliamo parlare con te, sapere qualcosa del tuo futuro. Del Con tuo te o passato. con anche delle altre anime, con tutti voi che siete qua, perché so che siete più di uno, visto il luogo che c'è di là. Per farci capire che siete qui. Perché? Noi siamo folli? Aspetta Anna che sei davanti al video, Anna. Anna, sei davanti al video qua che sennò non riesco a prendere rappresentazioni di cose che succedono. Perché io devo far vedere bene l'altare in modo che si vede quello che sta succedendo. Lo strumento che c'è sull'altare, per piacere. Brava, brava anima. Grazie, ti vogliamo tanto bene. Grazie per essere qui con noi. Sei morta nello stabile di là? Sì, sì. Se sì lo fai illuminare al rosso gli strumenti per favore. È vero che sei morta nella... Sei morto impiccato. Io cosa avevo appena chiesto? Eri un lui? Mi puoi fare... Cyril, Chi è Cyril? è il nome. È un nome. È il tuo Ma nome? è il tuo nome Cyril? O era un soprannome? Non ti raggiri con noi facendo suonare lo strumento in mezzo? Come hai fatto prima? Oppure lo strumento che gradisce di più, vero? Quello che gli piace. Far muovere la candela, per piacere. Puoi toccare la candelona quella grossa, per favore? Guarda. Toccala di nuovo, brava. Bravissima. Io sento un gran freddo adesso. Allora, odori non se ne sentono, grazie a Dio. No. Che è già buona. Perché se sentiamo un rumore, ragazzi, Ma dove? Ah, no. faccio partire la live adesso. Aspetta, mica dove? Scusatemi, ma c'è il Bluetooth attaccato, adesso l'ho staccato. Sì. Per le canzoni di prima. Poiché i dati mobili sono disattivati, devi prima attivare il wifi. Vedi, però ti ha detto, è una bella prova perché ti ha detto, poiché i dati mobili sono disattivati. Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Tu hai proprio voglia di comunicare, vero? Eccolo, visto? Non stai registrando?
Prendi anche la videocamera. Allora, proseguiamo con l'indagine. Adesso io ho ingrandito e ho zoomato, lo dico anche per il video, ho zoomato in modo che io sono molto indietro, ma voglio che voi vi date bene, quindi ho zoomato. Adesso non piglia più. Adesso ti sposti indietro, vedi, prova perché dentro non prende, ragazzi, fa fatica. Questa è la prova del 9 che, capito? I dati mobili sono Te l'ha anche detto il tuo telefono, ma in più si capisce bene che qua non c'è niente dentro, perciò è fatica, guarda. Non so neanche se riesco a far vedere qualcosa in live perché non c'è proprio linea. Guarda, fa fatica anche a partire da live, quindi vuol dire che non c'è linea, proprio fa fatica, è molta. E fa sempre più freddo. Buon pomeriggio. Fa freddo. Benvenuti da Brianza Se Gostante. entri perdi il segnale. Oggi siamo in collaborazione con Ipumoia. Seguitela anche sui suoi canali. Ciao, ragazzi. Che è la nuova piattaforma Instagram. Proviamo a metterci qua. Guardate, siamo in diretta da una chiesa di una ricca. Attenzione Walter che sto filmando da qui, perché dentro non c'è linea. Guardate, guardate. Siamo in diretta. Walter, devi spostarti avanti però perché sennò non vedo. Vai di lato lì, guarda, vai su all'altare se vuoi. Come vedete gli strumenti stanno andando. Adesso disattivo i commenti, tolgo tutto. Dai su. Ok, disattivato. Togliamo gli obiettivi che non mi interessano. Allora. Che freddo ragazzi, fa freddo. Ragazzi, scusate se ogni tanto salta la live, ma c'è pochissimo. È per quello che io sto qua, vedi, a fare la live. Non c'è linea, ragazzi. Esatto, non c'è linea. Da qua qualcosina, qui è piena però, è sulla porta. Ragazzi, benvenuti. Qua sulla porta è piena. Però devo mettermi in un punto che non mi vieni davanti, Walter, se no non riesco a fare il video e mi viene tutto con i giubbotti davanti. Ecco, così. Lì sì. Perché purtroppo l'unico punto, Walter, è qua. Ragazzi, purtroppo c'è pochissima linea in Lo questa so. chiesa. Molta poca. Allora, zoomo in modo che vedano anche qua in live quello che succede, perché se io entro, caput linea. Così qui ce Guardate, l'abbiamo. a che Ok, distanza siamo? proviamo a attivare. Ok. Ti puoi far suonare lo strumento quello sull'altare per piacere? Fallo arrivare al rosso, che sei capace. L'hai fatto anche prima, puoi rifarlo per favore? Guardate quanta attività in Vai, questa chiesa. vai, dai, prendi energia. Lo Anche sappiamo quello in quello mezzo che con fare. l'antenna nera. Ragazzi, benvenuti tutti su questa live di Brianza Gostante. Oggi in compagnia di Ipumoira, Così lo vedete meglio. Sì. la nostra Ciao ragazzi, anche di là. amica Anna, la socia e la mente di Brianza Gostante. Nonché moglie del Brianza lui Brianza. Saluta i nostri follower. Ciao a tutti. Oggi siamo in questa fantastica Puoi dirmi location qualcosa di più per favore? del Veneto. Che freddo, ragazzi, fa freddo. Ragazzi, fa freddissimo. Nonostante ci sia un bellissimo sole, fa freddissimo. Dai, me lo fai illuminare per favore fino rosso tutti, come hai fatto Ciao, prima? Stefano, stiamo facendo un'indagine Poi? paranormale in una chiesa dove il figlio di Ipumoira è stato attaccato da un'entità Graffiato al demoniaca, dito. giusto? Graffiato il dito. Raccontaci un po' la storia, Moira. Siamo entrati qua, è andato nell'angolo di là, quando si è fermato qua a metà del il pavimento della chiesa, a un certo punto ha sentito un bruciore qua sopra il dito e io gli ho detto esci subito, è uscito perché io sono anche mamma oltre che indagini paranormali come donna.
Quindi è ovvio che come mio figlio mi preoccupo. Fuori qua, sono andata a vederlo qua, fai vedere proprio lì fuori, addirittura Sì. proprio sotto lì, Guardate che bello. per terra lì fuori, l'ho guardato e aveva il graffietto qua. Quando siamo andati fuori completamente da tutto il parco, da qua dalla chiesetta al parco, gli è sparito il graffio. Ecco, figurati. Cioè, ragazzi, vedete quanta energia che c'è in questa chiesa. Sembra un gioco, ma non è un gioco. Sembra un gioco, ma non è un gioco. Ricordatevi, ragazzi, le indagini paranormali non sono un E là gioco. c'è pieno di attività all'altare. All'altare, Guardate ragazzi, che c'è tanta non è roba. un gioco fare indagini paranormali. E soprattutto non imitate. Allora, vediamo un po'. Proseguiamo, vediamo se mi dice qualcosa. Vedremo. C'è qualcuno che Vi vuole devo parlare lasciare con qui noi? perché se mi avvicino dentro, voi perdete il segnale si perde il Sì, segnale. ragazzi, non possiamo più entrare più in fondo. No, stando da qui invece riuscite a vedere perché sennò vi ho zoomato, questa chiesa qua è un bunker. Cioè, la Non verità, verrebbe- faccio per far vedere a non voi, verrebbe nulla. sarebbe questa, guardate, Guardate quindi che siamo bella molto questa lontano. chiesa. Io ve l'ho zoomato per voi, per farvi vedere i vari apparecchi. Vado a vedere quanta temperatura c'è. C'è veramente poca. Sono dati, qua dentro, perché qua dentro linea non prende. Fai vedere dov'è il Brianza per far capire. Sì, eh. Cioè, è là in fondo perché anche il mio telefono, perché se entriamo... Guardate la distanza. Esatto. Guardate la distanza. Noi siamo proprio sulla soglia. Quindi non 6 è... gradi, se vuoi farlo vedere. 6 gradi. Aspetta. Vi stiamo sbagliando. Un attimo. Vedete? 6 gradi. 6 gradi e 4. 6 gradi e 4. Ragazzi. Pilota ha detto 6 gradi e 4. 6,5. Quindi ragazzi non... La cassetta nella conserva. Seguiteci sul nostro canale YouTube. Seguiteci sul nostro canale YouTube. Brianza Costante, indagini paranormali e Urbex. Ricordatevi che quando si fanno le indagini paranormali non bisogna Maledizione, asportare, ha detto. Sta iniziando ad bisogna arrabbiarsi. asportare nulla dai posti, ricordatevi, perché sennò l'entità potrebbe venire con voi, mi raccomando. Ti stai alterando? Fallo suonare se ti stai alterando. Toccalo. Per me questo non è un no. E neanche un sì. Se ti stai alterando tanto, toccalo. Fallo suonare. Tocca gli strumenti ma non noi. Sono gli strumenti, non noi, A noi lasciaci stare, cioè non ci toccare fisicamente. Esatto. Se sei quello che ha graffiato il dito a mio figlio l'altra volta, 200, 1200, questa chiesa potrebbe anche essere, per i tempi, potremmo anche esserci quei tempi le date. Se sei l'entità che ha graffiato il dito a mio figlio, mi puoi far illuminare il fino rosso e suonare lo strumento con in mezzo? Quello con la penna nera a volte. Ragazzi, Dai, vediamo se sei tu. Fatti riconoscere se sei tu. Guarda che io il crocifisso ce l'ho lì nello zaino, non ce l'ho neanche addosso, quindi io sono sincera. Io ce l'ho qua. Non mi tocca. Per quello che magari hai ragione. No, ma non mi tocca. C'è solo... Non l'ha fatto neanche l'altra volta, ha toccato mio figlio, non me. Tutto per arrivare a colpire me, vero? Perché, certo. perché lui era mio figlio. Allora, avevi tanta forza l'altra volta. Adesso provo a sfidarla per il tema. Roba minima, non una roba da far danno. riprova. Avevi tanto coraggio l'altra volta, hai graffiato il dito a mio figlio. Adesso? Tutto qua?
Niente. Dai. Caccia? Vuoi cacciarci? Caccia. Vuoi aprire la caccia? Non è che hai tanta forza, adesso. Ma era con calma. No, ma è tranquillo perché lo sa. Una volta ci ho fatto cadere il No, ma sa che non deve toccarci. Lo sai, è vero, se tocchi loro? Non puoi toccarli. E neanche me. E sai già il perché, perché mi conosci bene. Devo aspettare ancora tanto che mi rispondi? A te ti tratto così a differenza delle altre anime, perché tu non sei stato buono con mio figlio. Hai capito? Io non piaccio a te, tu non piaci a me, e non piaci neanche Anna e Walter, te lo dico. Io non sento niente. No, quello che fa del male, quello non va bene. Assolutamente Perché no. quello che fa del male a te ti piace, a me no. No, assolutamente no. Le altre anime invece ho il massimo del rispetto e gli voglio bene. Giusto? Giusto? Perfettamente. Ma quello che fai di spesi, che tocca le persone e graffia, anche no. Non mi piaci. Noi non siamo qui per farti del male, tu non ce le devi fare a noi. Esatto. Non ti solo a parlare con Comunque ci sono dei riscontri, perché guarda, Sì, sì. Ha voglia. Sei un puttana, Hanno se voglia. invece sei un'anima buona, Ascoltiamo. ti ascoltiamo, guarda, cioè fatelo vedere veramente. Ha detto ti ascoltiamo, Ascoltiamo, sì. Siamo qui per parlare con te. Lo faccio vedere anche là. Guardate, ti ascoltiamo, ha detto. Ti fa suonare lo strumento? Non so se si vede. Grotta, grotta. La chiesa potrebbe essere come una grotta comunque. Guardate, adesso cerco di mettervelo a fuoco per farvelo leggere bene se riesco. Comunque ha detto ti ascoltiamo. Bene. Ma lo metto qua che tanto noi sentiamo, vero quello che Sì, dice? sì, ha Lo voglia. appoggio qua al telefono. Così resta qui, bello Vuoi tranquillo. interagire con noi? E mi metto la mano un po' in tasca perché fa freddo. Mi puoi far suonare lo strumento che c'è sull'altare per piacere? Adesso ho solo la cassettina in mano, fatela vedere in modo che non dicano che abbiamo telefoni e la cassettina per No, ma ascoltare. noi siamo lontanissimi. Fate vedere che il telefono è lì e gli altri due sono là. Cos'è che ha detto? E qui? Macchiette. Ah, Macchiette. macchette, non bacchette. No, macchiette. Bacchette. C'è un'altra cosa, cavolo, ora sta qua fuori. Guardate Dove l'ho che messo? distanza siamo, quindi... perché gli diamo fastidio. Devo Puoi cercare... fare uno strumento che c'è sull'altare per piacere? Non siamo qui, ripetiamo, di brillanza costante, non siamo qui per farvi del male. Poi usiamo questo. Siamo qui solo per parlare con voi. Vedi che gli piace? Hai visto che gli piace? Lo sto tirando fuori, guarda. Loro hanno già capito cos'è, lo sanno. Adesso vedrai. E te? Credete? Certo che crediamo, abbiamo fede noi anche. Abbiamo molta fede. Ti ho appena fatti benedire anche ieri sera dal mio dono, insieme a me. Quindi noi Siamo tutti e tre molto. benedetti. Eccolo cos'è. Vedi cos'è? Cos'è? Ah, il pendolo. Con cristallo e rame. È un bel po' che non lo tiravo fuori questo. Sì. Adesso ve lo faccio vedere anche a voi. Ho tirato fuori il cristallo. E adesso lo proviamo. Ti farà del male. Chi? No, no, piano, lei ti farà del male. Chi mi deve fare del male a me? Ehi. Esatto. No, no, quando ho tirato fuori il cristallo ho detto lei ti farà del male. Chi è che ti farà del male? Preparati Anna vicino. Usiamo il cristallo adesso, ok? Lo faccio vedere. Vediamo se vi va. Ok? Usiamo il cristallo stavolta. Vediamo. Io non ho telefoni, sono tutti lì. Sei infastidita dal cristallo? Non ti piace? Ma è infastidita da qualcos'altro.
O dal faro santo? No, è infastidita della croce che gli ho messo di fianco. Ah, No. Ti dà fastidio la croce? vediamo, aspetta che mi croce qua, vediamo. Dà fastidio la croce benedetta che c'è di fianco? Me lo fai sentire? Se sei qui, mi dai un segno. Perché io ho un po' freddo, però non sono io e lui. No, anche perché sei... Fermo, ritorna in posizione. C'è una entità donna, femmina che mi vuole fare del male? Stai mentendo allora, visto? Io me ne accorgo, lo so. Perché così o no? Io mi sono messa Messaggio di morte. Cosa ha detto? Vai a leggere anche un attimo uno di voi. Messaggio di morte. Messaggio di morte, sì. Smettila di dirmi di mentire. Non mi piace quando menti. No, presagio di morte. Che lo usate lì. Il quarto non mi serve. Sei un'entità buona? Tuo nome. Il tuo nome. Moira, Anna e Walter, siamo in 3. È un'entità buona perché ha detto di sì. Grazie. Puoi indicarmi dove sei col pendolo, per favore, col cristallo? Guarda, via. Di là, sì. Io mi provo a avvicinare col cristallo, tu mi devi indicare se sei qua. Senti. Indicami sì o no. Sì se sei qua, no se non sei qua. Sì, è qua. Ok, fermo. Sei sotto l'altare? Sì, è sotto l'altare. Ok. Quindi la tua anima va e viene vaga qua dentro, giusto? Se è un sì o un no, dimmelo. No. Tu sei sempre fermo. Sei sempre sotto l'altare? Sì, è sotto l'altare. Eccolo lì, conferma il pendolo, cosa c'è scritto l'Anna? Cosa dice? Sotto. Vuoi fare una domanda che gliela chiedo? Adulto. Sei una donna? Ok, aspetta. L'ho appuntato leggermente con la mia ancora, guarda. Sei una donna? Sì, fa subito sì, guarda. Ok, fermo. Senti cosa dico, spero che sei fermo. C'è un uomo con te? Sì. E vuoi vedere cos'è? Sì. Vediamo se... L'uomo è buono? No. Perché io sento leggero mal di testa, può essere il freddo, ho detto subito, però è continuo. può essere... È lui. Fare. Cos'è che ha detto? Non c'ho gli occhiali. Preparare. Dobbiamo prepararci qualcosa, ragazzi. Ha detto preparare, ha detto. Sì. A che cosa dobbiamo prepararci? Scusate, Anna che ha starnutito, ha detto che ce l'ho qua dietro. Perché fa leggermente freddo. Ho detto ce l'ho qua dietro, invece Rana che ha starnutito. Boh, meno male. Ma in questo caso non mi dispiace sapere che sei tu che hai starnutito, te lo dico. No, ma preferisco sentire che sei tu che starnutisce che non fa Vuoi quello parlare con noi per caso? quello là non è buono. Non è buono. Vuoi fare la domanda? Un'altra? No, vado un attimo a sapere in casa che ce l'ho. C'è per telecamera, guarda che cosa sta qua, mi fa questo adesso. Vuoi parlare con noi? Vuoi lasciare un messaggio per caso? Mi lo
va anche raro, guarda. Il mio nome è John. Tu sei John? Non è dici bugie. È una bugia? È infastidito del cristallo da percepisce tutto quello che concerne. Ti dà fastidio quello che c'è visto? Sì. Sì. Il cristallo ti dà fastidio? Sei ancora qui con noi? Cante. Voglio vedere cosa ha detto. Sì, sì, ancora lì. Sì. Ah, no. Terrificante, non è nulla di buono, eh. Guarda, guarda. Io ho detto che c'è tanta attività qua. E qua non Ti ci chiami sono John per caso? Non ci sono cavi ad alta tensione. Vediamo. Neanche un cavo di alta tensione. Io devo andare un attimo al sole, ragazzi, perché c'è freddo. Secondo te perché mi sono messa qua? No, io ho veramente le mani. Io Vedi che funziona tutto il questo, corpo gelato. ragazzi? Vedi che questo funziona? Sì. L'ho fatto io questo creato di Fabiosa. Guarda, guarda. Non ne vuoi sapere. Mi dà proprio fastidio questa fissa. Perché non è buono, ecco No, perché. infatti. Perché mentre non mettevo una richiesta Sì, qua sì, e sì, di qua le per tinti. esempio. No, guarda. Guardalo, guardalo. Il mio Zero. nome è Alice. Il mio nome è Alice. Il nome è Alice. Capito, Walter? Sì. Il nome è Alice. Puoi calmarti un attimo per cortesia? Ti dai la calmata? Grazie. Oh, ho detto se ti dai la calmata. Parlo quello non buono. Ah, meno male. Hai visto? Bisogna parlargli un po' così a volte, perché se tu ti fai tutta la moina, è facile che non stare attenti. Teniamo presente che non sono tutti buoni. E qui ce n'è una che non è buona. Ed è un maschio, secondo Perché me. è un uomo. Guarda, Io guardala. lo sento. Quando gli ho detto di calmarsi, visto? Io l'ho detto, si deve calmare, perché non si può fare una indagine così con lui che continua. Mi lasci parlare alle altre anime, per favore, un attimo? Se sì, parlo sopra un attimo. Tocca che si mette il rosso, fai dire il rosso se possiamo. Così non mi basta come risposta. Tutti gli strumenti. Ma non io posso, guarda. Io qua. Esco a trovare la mia strada. Adesso sotto l'altare, no? Ha detto che è sotto l'altare lui. Vediamo. Se è vero che è sotto l'altare, perché Mi si era avviato il telefono. Come? Gli si è arrabbiato il telefono. Da solo. Sì, sì. Fallo vedere anche lì, Walter. Fa vedere anche Cioè, qua ragazzi, mi si è riavviato il telefono da solo, senza averlo toccato. Cioè, ragazzi, paura questa cosa. sei infastidito quando mi avvicino? Se si parla di guarda rosso. È lui qua. È lui, è lui. E qui. Ecco, visto? Hai visto? Gli dà fastidio che mi avvicino. Sì. Perché è lui. Fai dispetti, cioè non... Sì. La finisci di toccarmi le tempie, per favore? Staccati da Moira, per piacere. Devi staccarti un po'. Non mi puoi stare così Lasciala in addosso. pace. Non ho intenzione di farmi del male, di farmi fare del male da te, te lo dico. Ma tu sei arrabbiato perché ti hanno fatto qualcosa qui? Rispondi sincero. Sì. Rispondi Stesso sincero. aspetto. Stesso aspetto, è lui. Perché È quando lui, dici è lui. stesso aspetto vuol dire che è ancora lui. È lui. Ha detto così, no, guarda. Ho lo stesso aspetto. No, hai lo stesso aspetto, ci ha riferito a me. E beh, io non posso Stai cambiare. bene?
Io sto bene, tu come stai? Bene, direi. Più che bene. Ma c'è qualcosa che Anna sta accendendo, che lui non è molto propenso. Non ti piace quella cosina che sta accendendo? Oh, anima? Sei infastidito? Perché portiamo la luce in casa sua, perché lui vive qua. Sì, sì. Sì, attivo. Dunque, e non sta influenzando perché noi non siamo. Vieni da questa parte così ti riprendo anch'io, perché sennò. Sentito. Cos'è che hai sentito? Ci sono dei passi? Ci hai sentito? No? Ti dà fastidio? Non abbiamo sentito. Che ce ne andiamo? Sto cercando di purificare questo posto. Dai dietro l'altare quasi se riesci. Guarda, passo io non sono neanche, vedi lo scrivo? Sì, sì. Quindi vuol dire che si attiva proprio se c'è qualcosa, se no no. Esatto. Se Ti dà fastidio tutto ciò quello che stiamo facendo? andiamo di là. Guarda, nessuno non è che la reazione se noi passiamo, vedi? No? Quindi vuol dire che sono per i tiri. Perché se fossimo noi, quindi lui arriva, Guarda che ti dà fastidio che stai passando col palo santo. non mi piace. Assolutamente, non gli piace. Adesso vediamo come la mettiamo. Lo vuole lui, il palo santo. No, Mi metto qua. È proprio sotto sei tu, vero? sì. Esatto. Gli dai fastidio. Senti. Puoi buttare un sassolino come hai fatto l'altra volta? Disordine. Non c'è disordine, vabbè sì, c'è disordine effettivamente. Magari dovresti dare una pulita ogni tanto, sai? Almeno quando veniamo vediamo un po' pulito. Puoi toccare la candela? Guarda, guarda. Sì. Ti piace giocare, vero? Non devi toccare nessuno di noi tre. Guarda. Dà fastidio, ci siamo qua. Guarda. Adesso io faccio una domanda. Sembra una domanda stupida ma non lo è, attenzione. Hai fame? Hai fame di energia? Ragazzi. Hai fame di energia? C'hai tanti strumenti. Non la nostra energia, hai capito? Tu devi prendere l'energia, quella degli strumenti o della candela. Appunto. Luce la gola un po'. Facciamo fare un attimino. Esco un attimino. Qua. Non so passi di casa. Ragazzi, c'è un freddo bestiale dentro lì. Comunque mi brucia la gola. Ho dovuto uscire un attimo perché mi brucia la gola. E avevo un po' di dolore alle tempie. Fastidità alle tempie. Toglilo. Fallo spegnere. Prigione, ha intenzione che ne mette una delle sue. Fallo spegnere. Ha intenzione una delle sue perché ha detto prigione, quindi attenzione. Ascoltami. Ma noi ti stiamo ascoltando, adesso vuoi bloccare gli strumenti per favore? Falli spegnere un attimo. Vai a spegnere lo spirit box. No, togli la mano. Sappiamo che sei te. Visto? Mamma mia. Attenzione alla testa, lasciate la prova al cranio. Cranio, sì. Alta attenzione alla testa, spostati da lì. Devi proprio farlo scendere. No, era proprio quello che lo sta toccando. Scendi dagli scalini, maledetto scendi dagli scalini. Perché hai detto cranio. Che non ti faccia qualche tiro. Sì, infatti, Walter, Eh? Qui, vedi? Qui.
Lui lo vuole l'altare. Indietro, indietro. Lo vuole l'altare. Via. Ma è impazzito Chi è? di tutto sta Giulia. cosa. Ti chiami Giulia? E Giulia per caso? Se sì, ferma gli strumenti, fai il contrario. Fai spegnere tutto, Giulia. Non è Giulia. Non è Giulia. Di forza malevola. L'ho detto io, l'avevamo l'ho capito, detto. la regola. Avevamo capito. Presa di forza malevola, attenzione che sta per toccare qualcuno di noi. Walter, esci. Vieni indietro, Walter. Guarda questo qui. È arrabbiato. È arrabbiato. Guarda, guarda. Puoi fermare il spirit box per favore? Fallo spegnere per piacere. È infastidito. Sì, Ma dico brutto è fastidioso. Meglio che proviamo a stare qua un attimo noi. sì, Che noi abbiamo un piccolo problemino sì. a stare troppo. Walter indietreggia. Vieni indietro, Walter. Si sta arrabbiando. Prova a uscire un attimo. Vediamo se si calma. Stai... ok. Fallo spegnere. noi Lasciamolo, siamo lasciamolo fuori. calmare un attimo, ragazzi, perché è troppo agitato. Sì. Troppo. A me ha preso i tempi alla gola, Adesso cioè, li sta vedendo. faceva prurito la gola. Alla Anna anche lei cosa delle tempie, giusto? Sì. E tu, Walter, hai avuto qualcosa di sintomi? Walter, Occhio. e quindi bisogna aspettare che si calmi, perché non è tranquillo. I bambini vogliono parlare. I bambini vogliono parlare. Possono parlare anche se siamo qui fuori, Li Dai. aspettiamo. No, è bello perché così non c'è nessuno dentro, anche loro vedono che non siamo noi, non abbiamo telefoni e robe. Li ascoltiamo. Vuoi vedere da qua fuori cosa fanno? Cosa fa quello lì? Guarda. Secondo me fa cadere qualcosa. Adesso che siamo qua fuori, Poi far cadere un Spiriti oggetto. camminano. Gli spiriti camminano. sì, gli spiriti camminano. Ok, adesso mi fai una cortesia. Noi siamo fuori. Falli diventare tutto il rosso, siamo fuori noi. Dai, tutti. Dai, Forza, dai. basta? Hai sprecato le energie? Parlo con quello non buono, Ragazzi, guardate che distanza siamo. Perché le altre anime io ho il massimo del rispetto. Fai cadere un oggetto. Anche per voi, guardate un attimo, perché guardate che noi siamo indietro, Siamo fuori dalla No, chiesa, ma la live ragazzi. voglio far vedere per capire, vedete? Siamo fuori dalla chiesa, ragazzi. Siamo molto in fuori. Li ho Guardate- zoomato per voi, Guardate la distanza che abbiamo. Andiamo a vivere. Aspetta che vado a vedere cosa l'ha detto, perché non ho capito una Vogliamo cifra. vivere. Vogliamo vivere. Vogliamo vivere. Ragazzi, c'è... Continuiamo a vivere e infatti loro continuano a vivere qua dentro. Sì. Ma perché siete qua? Guardate. Continuiamo. Vederci. A rivederci? O puoi vederci? Ma io ho capito rivederci. Anch'io ho capito di vedersi. Ah no, puoi vederci, ha ragione, ha capito bene lui. Ha Puoi detto puoi vederci. vederci. Siamo Io non ti posso vedere. Moira, tu cosa ne pensi? Che c'è molta attività e uno non è buono. Io l'ho detto fin da prima di arrivare. Non è buono. Mare. Non ho capito. Perdonami. Siamo qua in questa chiesa Vuoi ripetere? Drenare. del 1900. Drenare ha detto. Guardate, fantastico. Oh, questa chiesa. Cosa ha detto il periodo? Che periodo è? Del Moira. 1900. Allora, Tu hai due. anche un oggetto tu, dentro lì. Tu hai anche un oggetto dentro la borsa. Sì. Cos'è l'acqua santa? Dove vedere la borsa? Guarda che se namori il REM pod, lo spirit box, ti do l'acqua santa lì, all'altare come l'altra volta. Ecco, Ecco. Devo tirare fuori l'acqua santa? Benedetta? ti dà fastidio, Jans.
Grazie. La croce sull'altare. Oh, io mi porto il telefono lì perché non riesco più a sentire niente, se no, cioè non riesco a vedere cosa dice. Cioè, no, Williams, ha detto Williams. Walter ha detto Williams. Williams? Mm. Ma Williams è Cioè, buono? è pazzesco i riscontri che ci sono qua. E ho detto anche l'altra volta, 3 volte che vengo con Perché siamo questa, io e te insieme. 3 volte che... Cose cattive. Ma è che hai fatto cose cattive, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che tu abbia fatto cose cattive. Sì, dietro l'altare per caso. Hai visto? Hai fatto cose cattive, non c'è dubbio che te le abbia fatte. Sicuramente hai fatto le robe cattive. Certo. Ragazzi, c'è la spirit box, non si ferma un attimo. Poiché i dati mobili sono disattivati, Dai devi zitto. prima attivare Perché il telefono che parla ti dà la fuori. rete. La prova nuova è che voi non avete, Wifi cos'è? è disattivato? Che non avete connessione dati. Boh, Sono in questa chiesa del 1200, dove c'è una fortissima 1200. attività paranormale. Sì, ma mi puoi far muovere? però ho Da detto, questa zona. ho fatto cose cattive e poi ho detto evita questa zona. E nell'oscurità. Perire nell'oscurità. Vieni Eh. via da lì. Vieni via, Walter. Vieni via da lì che è infastidito. Io te lo dico, è infastidito Walter. Impazzito? Non vuole che stai lì all'altare. Cos'è che ti dà fastidio? La croce? Ragazzi, non si ferma un attimo, Non ho mai visto il Rempone suonare così tanto. Sì, ma la Spirit Box è impossibile. Walter esce un attimo. Come ti chiami? Mi puoi dire il tuo nome? Prime. Non ho capito il tuo nome, scusami. Può mandare qualcuno in senso di Ma hai visto così tanta attività nella chiesa, ragazzi? E sei un'anima malvagia? Ok. Lui deve controllare, adesso controllerà il posto canonico perché non si veda. Il nome è Lili. Il mio nome è Lili, ha detto. Lili? Lili. Lili? Lili. Esci fuori, Walter. Esci fuori. Esci fuori. Perché è infastidito, bisogna dargli un attimo di tempo che si calma. Quando si è calmato non c'è problema, ma è meglio lasciargli Così il tempo facciamo che si capire calma. anche che noi siamo fuori. Guardate, Esatto. noi siamo fuori dalla chiesa e guardate l'attività che c'è in questa chiesa. Adesso ve lo zoom un attimo. Non smette, eh? No, ma il REM-pod è in fissa, eh? Sì, è fissa, non si smette. Gli altri Specchi riflettono il terrore. Quello sicuramente. Quello siamo più che d'accordo, guarda, Sì, con sì. te. Però qui specchi non ce ne sono. Dentro qua. Guardate. Colpevole. Ah, sei colpevole. Ah, sei un colpevole, quindi No, lo sai lui è colpevole. Ma lo sa, che hai combinato qualcosa. certo. Qualcosa ancora- che non va bene. Allora, io non ho ancora capito cosa cavolo ha combinato, ma qualcosa ha fatto. Sì. Perché non è buono. Mhm. Ma abitavi qua in questa casa? In questa corte qua abitavi? Sì, perché fai vedere che di là c'è proprio la casa. C'era un casale lì, attaccato alla chiesa. La chiesa fa parte del casale. La chiesa fa parte del casale. Guardate dove siamo. Questa qua è un casale del 1200. Sperduto Il REM in pod mezzo non ai lo boschi. molla, ragazzi. E, La ragazzi, Spirit qua Bo- di Spirit linea Box. telefonica ce n'è veramente poca. Siamo in mezzo ai boschi.
Il REM pod quell'altro là non lo molla. Freddo becco oggi. Io sto tremando. Ragazzi, fa freddissimo. Io ho i piedi che non me li sento più. Cosa potrebbe influire su una casa disabitata in una chiesa del 1200, Allora? ragazzi? No. Sì. Qualcosa vi dà fastidio? Diglielo perché Walter, non riprendere me. Sei in live. non andare dentro. Se no, basta che non riprenda me perché sennò gli arriva la restrizione a lui. E non deve avere restrizioni. Stai sulla porta ma non andare dentro. Guarda, il REM pod non molla. No, non molla. Perché lui è infastidito perché è sotto l'altare Sì. e non vuole che si stia qui. Walter, stai qua. No, ma adesso entriamo, però voglio dire, Sì. andate dentro con cautela perché ha minacciato troppo sul cranio quelle cose lì. Walter? Eh? No. Che si fa più stai fuori. Sì, in poche parole se abbiamo... Della morte. C'è la Figlia morte. della morte. Aspetta. Ragazzi, siamo Si qua. spento, lo aspetto. Guarda. Guarda. Questo sta procedendo, qua il video. Siamo qui. Guarda, vedi? Vedi che sta procedendo? Sì. Non ha mai toccato questo telefono perché è qua fuori, Sì. perché il mio non è Ragazzi, siamo dentro. qui in questa chiesa del 1200. Neanche la live, vedi, oggi. non l'ha mai spenta. Perché sono qua e non sono all'interno della chiesa Siamo qua in sconsacrata. questa chiesa oggi nel 1200, ragazzi, in compagnia di Ifu Moira, un altro team di indagini paranormali. Guarda, lui addirittura c'ha il naso che gli cola. Sì. Cioè, Fa freddissimo. te l'ho detto, poi tu stai lì col Questa chiesa giubbino che fa aperto. freddissimo. Io Ci devo prendere saranno domani al malato, 7-8 vedrai. gradi. Speriamo di no. Perché Guarda, sai già che il naso aspetta. esci. Guarda, esci subito. Ti ha cambiato tono pure Anna, Esci subito. No, perché a Brianza gli piace andare a sfidare, Sì. ma Sì, lui sì, sì. Mi piace andare a sfidare non è l'identità. contento che tu Allora, stia là per il momento. Esci un attimo. Perché? Esci un attimo. Vuoi vedere adesso? Guarda, ti lascio qua le robe, no? Sì. Le metto qua a terra, sul mattone, no? Sì. Così mi dite le parole che dice. Ok. Tieni in mano, vedi le parole che dice un attimo. Ma devi tirare un attimo la croce, vediamo vai. se si calma. Perché se vogliamo comunicare bisogna tirare via un attimo, Sì. se no... Ta. Scelta. Hai fatto Scelta. un'ottima scelta, in poche parole andare a tirarla via. Adesso Aspetta. venite con noi che No. andiamo a, Vai, a ritirare vai. una cosa. Vai, Sai? se no dicono magari che noi influenziamo gli strumenti. Ma noi Io siamo adesso non c'è niente fuori. perché guarda, 1, 2 e terzo telefono fai vedere, sono tutti qua i telefoni, ne ho 3. Noi siamo fuori. Fai vedere un attimo, anche lì che l'altro, sono qua i telefoni, così vedono veramente che ci sono i telefoni. Qua dentro non ci sono internet. Lo fai sapere? E anche l'altro telefono è lì. No, prova a portarla via la croce. Vediamo. Io solo il cristallo in tasca, eccolo qua, guardate. Sì. C'è solo il cristallo qua. La croce qui ce l'ha lì. Mi hanno dato, aspettate, mi hanno dato questo. C'è Sì. solo il cristallo, Allora, lui la croce l'ha tolta dall'altare, sei contento? Sei contento che ha tolto la croce? Se sì, fai illuminare gli strumenti di nuovo. Tutti come prima. Voglio un sì convinto. Trovo le cose. Cosa ha detto? Togli le cose. Togli le cose, ha detto. Ecco. Sì. Vedi? Ha visto che ha tolto la croce. Togli le cose. Io il cristallo l'ho rimesso in tasca. Allora, va bene che abbiamo tolto la croce? Da lì? Sei contento? Sei contento? Puoi toccarmi la candela un attimo, per favore? Non noi. No, la candela. Solo la candela. Tanto a te la fiamma non scotta. A noi sì, a te no. Da lì puoi prendere solo energia. Mi rifai diventare rosso se sei contento adesso, se te l'ho tolta?
Se no te la rimettiamo, Decidi, Allora, ce la fai suonare per piacere? solo per capire che la vuoi via la croce. Se no vuol Se no dire te che la la croce rimetto, ti piace lì. Se no te la rimettiamo, la croce. Vuoi che te la rimettiamo? Faccio sapere. Sì, Prova a mettere la croce lì. Vediamo. Adesso vediamo la prova del 9, La croce Facciamo qua. mettere la Sì. croce di nuovo a lui adesso. Perché quando l'ha tolta si sono calmati. Adesso dà vai la croce di fastidio? nuovo sull'altare, Guarda, guarda, guarda. esci da lì, Facci Walter. sapere se ti dà fastidio. Dai, fammi sapere. Non può aspettare te. Alfredo, E non sfidarlo troppo. Alfredo. Dai, faccelo suonare se sei in grado. Soprattutto te che una volta sei stato graffiato, non sfidarlo troppo. Secondo me hai perso tutta l'energia. Non hai l'energia che avevi prima. No. Noi non abbiamo strumenti Vedo. qua dentro. Cosa ha detto Anna? Segreto. Ah, c'hai un segreto. Wow. Ci racconti che segreto hai, per favore? Che segreto hai? Non ti lo dirà mai. Esatto. Furbo. Dai, non lo fai suonare come prima. Quindi ti piace la croce? Non ti dà più fastidio adesso? No, ma ci sta abituando. Ci fai caldo pian piano. E cerca di non leggerci nella mente. Ah, io ho la mente sgombra, perché sapete che lo dico sempre. Perché il infatti lo segreto, faccio. magari qualcuno di noi ha un No, io segreto. sto pensando a lui proprio, a loro. Allora, fai illuminare di nuovo? Allora mi rimetto sull'altare come prima. Tanto ti piace, vero? E mi metto sull'altare. Ci sono 5 gradi, ragazzi, qua dentro. Sì. Eccomi qua, va bene? Sei contento che sono Vento. tornata qua? Cosa hai detto? Ti spavento. Ti ho spaventato, Ostis. 5 gradi. No, ha detto, c'è scritto, ti spavento. A me vuoi spaventarmi? Beh, mi sa che ci devi mettere più impegno, Perché così non ci siamo. E soprattutto non tirare niente No, addosso. perché la testa mi serve ancora. Per qualche anno mi serve ancora la testa. Mi tocchi la candela, per favore? 5 gradi. Fa freddissimo. Vuoi toccarmi la candela? Questa qui. Guarda, Sì. fallo di nuovo. Dai, toccala ancora. Sei qua sotto, quindi puoi anche toccarla, se arrivi. Me la tocchi di nuovo, per favore? Ragazzi, guardate che attività. E non abbiamo telefoni addosso, No? Io ho le mani in tasca perché li ho guardato i guanti, li ho congelati. Cioè, qui abbiamo i piedi, io ho due solette negli anfibi e ho i piedi girati. E poi fa suonare uno strumento come prima, per piacere. Dai, su. Si illuminano, Accontenta Walter un attimo, su. Bravo, ancora, di più. Dai, che ce la Dai, fai. cosa puoi fare? Io lo so. Quindi a te non ti dà più fastidio adesso? Trice. Cosa hai detto? Cicatrice. Ti dà più fastidio? Io sì, porto 2 cicatrici. E io non più una, ma di più. Ho fatto cesario, operazione al polmone, incinte 3. Mi sai dire dove abbiamo le cicatrici? Io e la Moira? E lascio lì, no, perché prima inizia a suonare di nuovo ancora. Eccolo, vediamo. Puoi far suonare gli strumenti, per favore? In giro. In giro. Stai in giro, bene. Ah, allora non stai solo sotto l'altare, come dicevi. Edera. Ah? Edera. Edera. Ma Edera è una pianta. È una pianta, sì. Ma qua sei pieno di piante dietro di te. Quindi, e anche un po' di... Basta che non mi spunta da dietro. Fino al giallo, al rosso? Lo strumento che c'è sull'altare? Dai, illumina. Dai, vediamo se ce la Prendi fai. energia. Prendi energia degli strumenti.
uscire al quadro. Dai. Quello giù lì è bello tosto, Stai andando via? Stai andando a farti un giro? Guarda come si muove la candela. Sì, in modo strano. Come si sta Dal muovendo la telefono dovrebbe candela. vederla. Si perché- vede, si vede. Si vede, si vede. Ragazzi, che freddo. Sono andato io per caso, non mi faccio sentire. Non sfidarlo, No, Walter. anche da qua si vede, guarda il telefono, Sì, sì. si vede bene. Sì. Direzione. In In direzione. direzione. No, devi staccare un po' dalla candela che gli conviene il camcorder. Walter, Staccalo un po' dalla candela, dalla mettilo a candela. metà tra lo strumento e la candela, Walter. Walter. Staccalo dalla candela. Mettilo a metà via, tra lo strumento e la candela in mezzo. Era la candela. Una brava persona. Sono una brava persona, beh, questo lascialo giudicare a noi, perché tu mi sa tanto che imbrogli. O sei tu una brava persona? Allora? Quindi? Hai detto che sei una brava persona, quindi sei un'anima buona, giusto? E sei tu che hai fatto Hai fatto? suonare lo strumento vicino alla candela? Se sì, non me lo fai ancora? Io non mi sento più le mani. Ma adesso ci Ho le muoviamo mani un po' gelate. perché direi che cos'è, un'ora e mezza quasi, Sì, andiamo. perché voi dovete rientrare anche a Milano poi, Sì. quindi Dai, facciamo sapere che sei qui. Il numero c'è di nuovo. Cos'è? Hai perso la forza adesso? Walter, perché ti attacchi al palo? Appunto, Walter, esci fuori un attimino, riprendi le energie. vuoi che sto dentro nella chiesa da sola? Con te? Se è sì, illumina gli strumenti. Se no io me ne sto anche fuori, sai? Ne stiamo andando noi. Ci fai sapere? Vuoi che ce ne andiamo? Se vuoi che chiudiamo la In sessione... rovina. Vai in rovina. Cioè Vai ti ha in mandato rovina. quel paese in poche parole. Va bene, perfetto. Allora noi ce ne andiamo Ce adesso. ne andiamo, Sei contento? Se sì, che sei contento che ce ne andiamo, facci suonare tutti gli Puoi suonare strumenti. uno strumento quello di fianco alla candela, per piacere? Guarda, niente. Sei andato via. C'è quasi ancora. calma piatta. Mhm, quasi. Bene. Però vedi che quello là, quei due, Sì, quei sì, due K2 sì. funzionano meglio. Ah, Perché quelli sì. là, eccolo che Eccolo. sta gironzolando. Sì, sì. Ese. Lui gironzola, scozzese. No, siamo italiani, non siamo scozzesi. Non. Venom. Vernon. Boh, Vernon non so cosa vuol dire. Walter, non stare da solo lì. Ah, ma a parte che così, Walter, Non si vede? no, dobbiamo vederlo anche noi perché sto facendo il video anche di qua, Walter. No, ma qua non c'è energia. Sei dietro l'altare, per Vedi, caso? non c'è energia. Comunque noi adesso ti salutiamo. Guarda la fiamma in alto, Mm. che si era... Non c'è dietro. È totale calma piatta, andiamo che adesso ti mettiamo via un Sì. attimo. Qui non fai camminare? In altare, per piacere? Sì, sì, che fa freddo. Io ragazzi, se no mi ammalo veramente. Chiudiamo. Adesso
Ciao a tutti. Niente, no. A volte sto tremando. Esatto, mamma, io Ecco. sono congelata. Lattico. Via, questi poi dopo iniziamo a salutare le anime. Però questa si deve raffreddare, per quello l'ho Sì, spenta sì, adesso, sì, perché sì, sennò sì, non sì. la posso mettere via. Allora, per il video noi vi salutiamo, ci facciamo vedere davanti un attimo, vieni. Lieti che tu sia qui. Adesso ce ne andiamo. Stai Adesso prendendo che in giro c'è. proprio. Sì. Quindi ciao da Ipu Moira. E Questo è Dai il logo. Brianza dai Brianza Costante. Dai Brianza Costante. Costanter. E noi freddo l'abbiamo preso anche troppo. Sì, sì. Questa qua è la nostra Anna dei Brianza. Ciao. Vieni qua davanti, Anna, dentro che ti vedono anche Faccio, dentro da faccio me. vedere anche te. Vieni pure che così ti vedono anche qua, Anna, dentro nel video. Un attimo lo Vedere. Ok. Ciao. Lui ha voglia Ciao a di tutti. comunicare, ma io c'ho anche freddo. E non che è caldo, Adesso sei, non non c'è sei caldo, più in ragazzi. live. No, no, aspetta. Perché? Che cazzo? Ehi, c'è il video ancora attivo il mio. Attenzione. Sì. Andiamo a salutare anche noi. Ciao a tutti, Ma non possiamo... ci vediamo alla prossima.